Buongiorno, oggi siamo a San Silvestro di Saletto, in comune di Borgo Veneto. La chiesa si trova a circa 2 chilometri a nord del centro di Saletto, sulla via Garzara verso Novetta Vicentina, in località Cavaizza, a metà percorso tra Este e Montagnana, sull'antica strada consolare Emilia Altinate, dove sorgeva un abitato di epoca romana. Dopo lo scavo archeologico del 1997, il primo impianto della chiesa si può datare al VII secolo d.C. In questa occasione sono state trovate anche delle sepolture di epoca longobarda. Fino all'VIII secolo il territorio del Montagnanese, a cui appartiene anche Saletto, durante la dominazione longobarda, veniva identificato con il termine Scodosia da Skuldascia. Successivamente, nel IX-XI secolo, l'edificio fu prolungato in avanti, verso occidente e irrobustito delle mura perimetrali. La chiesa di San Silvestro è nominata per la prima volta in un atto pubblico nel testamento del marchese Tancredi della Casa d'Este nel 1145 e un altro documento del 1211 in cui si ricorda il presbitero Pascalis, parroco di Saletto. La chiesa si presenta con un'aula rettangolare di 6,60 m di larghezza per 12,60 m di lunghezza, con abside perfettamente semicircolare sul lato ad oriente. Il tetto è a capriate e il pavimento è in mattoni disposti a spina di pesce. I muri perimetrali sono poco più alti di 4 metri e sono molto spessi, costituiti in buona parte con materiali di recupero romani, come il marmo rosa o bianco, embrici e mattoni e trachite dei coniuganei, disposto in modo alquanto disordinato, a differenza della zona absidale molto più precisa nella muratura. Sopra la porta d'ingresso, alta 2,50 m, c'è una piccola finestra a croce. Nella parete a tramontana si aprono 2 piccole finestre a sguancio. Sulla parete a mezzogiorno, in prossimità dell'abside, è invece presente una grande finestra. Sulla facciata, sopra la porta d'ingresso, si intravedono tracce di affresco, forse una Madonna in trono con bambino. Sull'angolo nord-ovest, nel XV secolo, è stato costruito un tozzo campanile in mattoni alto 12 metri. Nei dintorni della chiesa si sono rinvenuti molti cipi romani, uno dei quali è alla base del campanile. Altri cipi sono inseriti nella parete nord. Fino al 1448 San Silvestro fu la prima parrocchiale di Saletto, ma già nella visita vescovile di Pietro Barozzi del 1489 era stata sostituita dall'odierna chiesa di San Lorenzo, che prima era l'oratorio di un antico ospizio. All'interno l'abside è affrescata. Sul catino forse era rappresentato un Cristo Pantocrator, mentre nella parete inferiore sono raffigurati dei santi San Rocco, San Sebastiano e la Madonna del centro. Sulle pareti laterali si osservano altri affreschi raffiguranti varie Madonne in trono con bambino, in particolare ben 5, e un San Silvestro I, Papa, risalenti al XV secolo.